Il Veneto dei vini cresce e si fa sempre più bianco, a confermarlo i dati di Veneto Agricoltura nel consueto appuntamento di inizio anno. 1.000 ettari evitati in più in tutta la regione lo scorso anno danno il senso di un comparto che ora sfiora i 105.000 ettari, ovvero quasi il 6% dell'intera superficie della regione. E l'altro dato che è emerso riguarda le varietà, con il 75% della coltivazione a bacca bianca, mentre il restante è a bacca nera. È il mercato a segnare questo cambiamento, determinato in gran parte dall'alta gradazione dei vini rossi, da qui l'indicazione della regione in relazione ai fondi europei. Il pacchetto Vini UE e l'asse aiuto vini che noi avremo nel 2026 non aiuta solo il Prosecco, non aiuterà solo il Prosecco, aiuterà tutti i vini. Sia per comparto di penetrazione su mercati nuovi, sia per ragionare sulla ricerca di alcuni gusti, sia anche per la sperimentazione in vigna, diciamo per trovare gusti diversi ma anche regolare il grado alcolico. Farlo in vigna è un vantaggio dal punto di vista energetico, farlo in cantina costa molto di più. E se il Prosecco continua la sua corsa in crescita per superficie e volumi, anche se con qualche rallentamento legato ai dazi americani, i dati indicano come la nuova frontiera della viticoltura veneta e trevigiana sia il Pinot Grigio, che potrebbe occupare un'ulteriore superficie complessiva disponibile di 5.000 ettari. Si vedono gli effetti di quelli che sono i dazi americani, anche se oggi siamo alla vigilia di un importante appuntamento che è la firma relativa all'accordo col Mercosur, che invece per il settore vitivinicolo sarà molto positivo per quanto riguarda le esportazioni in quei paesi.